Con calma Nicolosi. Salgono le urla del pubblico rosetano. Ancora Nicolosi. Scambia con tutti i suoi compagni, poi Stefanini. Laghi ci prova da 2 punti, non va a segno, vediamo la lotta per l'imbalzo è conquistata dal Roseto. Jordan va velocissimo in contropiede, non realizza, ma subisce il fallo, dovrebbe essere di Marchetti, infatti numero 18 Marchetti, primo fallo per lui. Jordan quindi in lunetta ha 1+1 a disposizione. Si fa silenzio fra il pubblico rosetano per permettere la massima concentrazione di Jordan, che non sbaglia il primo personale, 12 punti. 73 Roseto, 74 Castel San Pietro. Ogni punto adesso è importantissimo per la formazione di casa. Jordan non sbaglia, 13 punti per lui, e c'è la sostituzione, rientra in campo Marco Verigni al posto di Jordan. Nicolosi. Ancora Nicolosi. E poi vediamo il tiro di Marchetti che non realizza. Cercato di prendere l'imbalzo, la palla è finita fuori dal campo. Quindi favorevole al Roseto. Roseto che adesso gioca senza un play puro. Si cerca di portare avanti palla Marco Verigni. Massimo Chiappini ancora per Marco Verigni. Situazione di parità 74-74. Dante Battista cerca di manovrare in area, va al tiro, non realizza. Massimo Chiappini passa per l'imbalzo, 4 minuti 10 secondi alla conclusione della partita. Situazione di estrema parità 74-74. Verigni finta il tiro, poi serve Dante Battista da 2 punti, va a segno. Dante Battista 15 punti. Nicolosi. 3,50 al termine. 76-74, 2 punti di vantaggio Roseto. Ancora Nicolosi. Fatto un blocco Laghi. Non lo sfrutta comunque Nicolosi, che serve Marchetti. Per Stagni. Sentite i fischi del pubblico su questa azione d'attacco. Marchetti su di lui Di Lario, servito ancora Nicolosi, 3 secondi per chiudere l'azione, ci prova Marchetti da 2 punti, non realizza, forzatissimo il tiro, ottima la difesa del Roseto che ha portato Marchetti ad un tiro affrettatissimo, e quindi con calma Marco Verigni a chiamare lo schema d'attacco. Dante Battista, Verigni, Sirena, c'è il fallo fischiato al numero 14 Laghi, quarto fallo. In lunetta quindi adesso Walter Sirena con questo 1+1. Sirena realizza, Walter Sirena 17 punti. Seconda opportunità per Walter Sirena. Va a segno, 18 punti di Walter Sirena. Rosetta più 4, 78-74 a 3 minuti esatti alla conclusione della partita. Parziale di 6-0 in 2 minuti e 20, 2 minuti e 40. L'attacco comunque adesso è per il Castel San Pietro con Marchetti. Marchetti va al tiro, viene stoppato da Alessandro Di Lario, buona la sua stoppata ma c'è una palla persa, poi Nicolosi va a realizzare il suo quarto punto personale. È stato buono il recupero di Lario, poi un po' squilibrato per non commettere infrazione di passo, ha dovuto dar via immediatamente la palla, quindi palla persa. Walter Sirena, Dante Battista, Marco Verigni al tiro da 2 punti, non realizza, Sirena recupera palla, subisce il fallo
del numero 18 Marchetti, secondo fallo, e ancora Valtieri nel lunetto. 7 su 8 per lui dalla lunetta, sbaglia però questa volta, è un 1+1, quindi non ha diritto il suo secondo tiro libero. 7 su 9 per Walter Siena dalla lunetta. Stefanini forza la penetrazione, non realizza ma subisce un fallo fischiato al numero 14 Alessandro Di Lario. Per Di Lario si tratta del terzo fallo. Fiera Adriatica, Pescara Nord presenta. Liberi per Stefanini finora a 4 punti, ha in mano 2 tiri liberi del possibile pareggio, però sbaglia il primo Stefanini, seconda opportunità per lui, va a segno. 5 punti Stefanini. Marco Veregni, un punto di vantaggio Roseto quando mancano 2 minuti esatti alla conclusione. Veregni, Walter Siena, molto movimento l'attacco del Roseto. Walter Siena poi ha tentato una soluzione personale ma ha subito il fallo fischiato a Marchetti, terzo fallo di Marchetti, e ancora un 1+1 per Walter Siena. Realizza il primo Walter Siena, 19 punti per lui, seconda opportunità, ancora a segno. 20 punti Walter Siena, 9 su 11 per lui dalla lunetta. Sale l'incitamento del pubblico rosetano, lo potete sentire benissimo anche voi, immagino. Stagni per Nicolosi, Marchetti, ancora Stagni, Stefanini va in penetrazione e subisce un fallo di Walter Siena, ed è il primo fallo per Walter Siena, e c'è una sostituzione, rientra in campo Jordan al posto di Alessandro Di Lario. E adesso in lunetta Stefanini con il numero 10 quando manca 1 minuto e 23 secondi alla conclusione. 2 tiri liberi ancora per Stefanini, va a realizzare il primo, 6 punti, 80-78, 2 punti di vantaggio per Roseto. Non realizza il secondo, scusate, Massimo Chiappini recupera l'imbalzo. Jordan, Chiappini, Jordan, Dante Battista, perde palla Battista, la recupera Stefanini e poi la rimessa viene affidata ancora al Castel San Pietro. La palla è finita fuori dal campo, qualche secondo per asciugare il parquet. 1 minuto e 6 secondi alla conclusione, finale veramente tesissimo, 80-78, 2 punti soli di vantaggio per il Roseto. Una partita veramente molto intensa. Nicolosi in palleggio, Nicolosi per Laghi, Marchetti, Stagni, Stefanini, sfondamento fischiato a Stefanini. E quindi per Stefanini è il secondo fallo. 47 secondi da giocare, 2 punti di vantaggio per Roseto e palla in mano. Jordan, ancora Jordan, Walter Siena, 30 secondi al termine, ultimi 30 secondi ci si gioca un campionato. Veregni va al tiro, non realizza, vediamo se lotta in balzo Walter Siena, recupera, va a realizzare
ancora Walter Sirena, 22 punti per lui. Stefanini ci prova da 3 punti, non realizza, e forse 9 secondi il Roseto, a palla in mano Jordan, 5-4 la partita e praticamente c'è ancora tempo per un fallo fischiato a Marchetti, quarto fallo di Marchetti, ma praticamente la partita a 3 secondi al termine, 82-78 con il Roseto che va in lunetta. I tifosi si accalcano pronti per effettuare questa invasione di campo. 4 punti di vantaggio, 1+1 per Alessandro Jordan, tutti i suoi compagni in difesa. Jordan va ancora a realizzare 14 punti per Jordan, 83-78, ultimo punto e va a realizzare 15 punti, ultimo tiro libero, 3 secondi per la rimessa, lancio lunghissimo, recupera il Roseto, Verigni ci prova da 3 punti e va a realizzare anche l'ultimo canestro da 3 punti, 27 punti, ma quello che è importante è che il Roseto abbia vinto questo incontro. Punteggio finale: Roseto 87, Castel San Pietro 78. Il Roseto si conquista sul campo questa meritatissima salvezza al termine di una stagione veramente tormentatissima. Al Castel San Pietro comunque vanno i complimenti per la promozione raggiunta. Ottimo comunque ancora una volta la prestazione del Roseto, che è riuscito a salvarsi proprio in extremis, finale di campionato, una partita contro la prima della classe, una partita difficilissima, comunque una vittoria importantissima. Lo ripetiamo ancora una volta, è una squadra questa che ha meritato tutto, ha avuto una stagione tormentatissima, cambi di allenatori alla penultima giornata, addirittura Marco Peracchi aveva lasciato la squadra ha giocato a Cesena, ha perso senza uno dei suoi giocatori più importanti, ma adesso tutto quanto è successo, le varie polemiche, i problemi che ha avuto questa squadra si possono dire risolti con questa salvezza raggiunta veramente in extremis. Potete vedere tutto il pubblico rosetano sul parquet che sta festeggiando i suoi giocatori rimasti ormai solo in calzoncini. C'è stata una corsa alle magliette ad accaparrarsi questo trofeo, fortunatamente addirittura abbiamo visto Battista e Sirena in mutande. Sicuramente c'è molta felicità, il pubblico rosetano ha risposto al meglio in questo ultimo appuntamento della stagione. Roseto che ormai è obbligato a soffrire, l'anno scorso retrocesso, quest'anno salvezza raggiunta in extremis, e per Roseto veramente i problemi non finiscono mai. Speriamo in una prossima stagione, speriamo che questa vittoria sulla prima della classe, una squadra quindi ormai virtualmente già in B2, speriamo che il prossimo anno tutto possa andare per il meglio. E su questo risultato, vi ricordo ancora sul risultato finale di 87-78 in favore del Roseto sul Castel San Pietro, Sergio Boccia vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre dagli schermi di TV6. Grazie ancora a tutti per l'attenzione, buonasera.